Avrò parecchio da fare, ma cercherò di rappresentare la provincia di Venezia con la tenacia e la costanza e la determinazione che mi riguarda, che mi rispecchia in qualche modo, visto anche l'esperienza che ho avuto in Europa. Spero di poter portare il più possibile per il mio territorio. Veneziana nativa e di residenza, perciò uno dei primi impegni sarà raccontare la complessità proprio di centro storico e isole, che tra l'altro mi hanno dato un segnale forte e inequivocabile con il voto, per far sì che non si sia più orfani di rappresentanza in questo senso. Il sociale è un po' il primo punto di questa giunta, quindi si prospetta la volontà di cambiamento anche dalla maggioranza. Ci sarà quindi una cooperazione trasversale? Beh, io auspico che ci sia davvero, oltre alle parole sentite in campagna elettorale, la volontà di rimettere al centro i bisogni di prossimità dei cittadini. C'è un mio progetto di legge sui caregiver familiari che attende al varco, pronti per capire se davvero si vuol costruire servizi e risposte vicine ai cittadini. Se c'è questa disponibilità, la volontà di collaborare c'è sempre. Avete tante frecce in più al vostro arco questa volta? Allora siamo tanti di più, per cui per noi è già una cosa importante e lavoreremo ovviamente ancora di più tutti in sinergia. La Giunta ha dato molto spazio a Padovani, insomma questo è positivo per il territorio, per la provincia di Padova, dopodiché dobbiamo andare a vedere e misurare il lavoro dell'amministrazione della Giunta sui fatti. Continuerò a farlo come ho sempre fatto, con lo stesso entusiasmo, anche perché io ho sta spinta straordinaria che ho il Veneto come unico elemento da salvaguardare. Insomma, è il mio paroso, è il popolo veneto, quindi a lui devo rispondere e con quell'entusiasmo lo farò ancora. Di solito quando un prete veniva inviato in una nuova parrocchia, per i primi 6 mesi, 6 settimane, 6 giorni doveva ascoltare e studiare. È quello che mi prefigo in un qualche modo di fare, quindi grande attenzione a comprendere il funzionamento di questa importante istituzione e grande impegno, sforzo, energia, entusiasmo nell'affrontare questa esperienza. Una nuova avventura e sono molto emozionata, non lo nascondo, però insomma sono carica per poter iniziare subito a metterci all'opera. Sono tante insomma i progetti e le richieste che ci arrivano dai territori, quindi non deluderemo le aspettative, mani rimboccate, cuore e coraggio al servizio dei cittadini padovani e veneti. Lei è giovane ma è anche molto vicino al presidente giovane, no? Non solo una stessa fede politica ma anche un'amicizia di lungo corso. Sono contento per lui che sia diventato presidente, tra l'altro con una grande maggioranza, ha fatto un ottimo percorso, ci conosciamo da tanti anni e quindi insomma siamo pronti ad aiutarlo in questo importante incarico, soprattutto per l'eredità che ha da portare avanti. Pronta a battagliare o pensa che in Consiglio regionale insomma ci siano meno frizioni di quelle in comune? Ma io spero che ci sia certamente più rispetto a quello che c'è stato invece in Consiglio Comunale, però pronti a battagliare per tutte quelle che saranno le sfide che ci attendono, dalla sanità ma anche i temi del lavoro e delle famiglie. Sicuramente è un punto di partenza importante, il riconoscimento che il Veneto negli ultimi 15 anni forse ha perso qualche colpo e quindi c'è bisogno di uno sforzo corale, di tante comunità, tante intelligenze, tante forze per provare a rimetterlo in carreggiata e tornare a farlo correre, quindi noi siamo soddisfatti.